c'è un'immagine di un Veneto operoso, ma i dati dicono che negli ultimi 20 anni la produttività è scesa di 1,8 punti, più di quanto non sia scesa la media italiana, e siamo lontanissimi dalle medie europee dove invece si è cresciuti di quasi il 15%. Ora, questo dipende dal fatto che gli imprenditori non sono capaci di fare il loro lavoro? No, anzi, ma che un tessuto, soprattutto quello più minuto dove le imprese sono piccole, ha bisogno di una collaborazione attiva da parte della parte pubblica, e quindi la Regione ha un ruolo assolutamente centrale. Qui si è venduta stabilità per tanto tempo, tutto procede come se il mondo non fosse cambiato, invece il mondo è cambiato. Oggi le imprese si trovano a competere con aziende che stanno dall'altra parte del globo, aziende cinesi, asiatiche, che arrivano sui mercati europei con prodotti a questo punto anche ben fatti. E quindi o si accetta una partita sul prezzo, che però è perdente per definizione, perché vuol dire schiacciare il costo del lavoro, ridurre la qualità e del prodotto e delle relazioni all'interno dell'impresa, oppure si prova a fare un salto in avanti con la voglia di innovare, con la capacità di aggredire le nuove tecnologie, di andare su un mercato magari più alto spendente, perché questa è la cifra dell'Italia e il Veneto deve stare lì, ma ha bisogno che la Regione accompagni il tessuto manifatturiero in quella direzione.